È ricoverato in rianimazione in condizioni giudicate gravissime l'ottantenne triestino coinvolto nell'incidente di ieri mattina in via Locchi. Il pensionato era alla guida della sua moto scontratasi contro una vettura. Imponente dispositivo di sicurezza ieri sera a Trieste per blindare viale 20 settembre dal corteo antifascista durato fino alle 23, evitando qualsiasi contatto con gli aderenti a Casa Pound. Ubriaco al volante di un furgoncino, prima procede a zigzag per evitare i blocchi di polizia per il corteo, poi punta minacciando di investirla una moto e una macchina di servizio della polizia locale. Furto di una borsa, molestia e resistenza pubblica ufficiale, doppio arresto dei carabinieri in uno stabile balneare di Grado. Forza Italia riparte da Sandra Savino, eletta segretario regionale, nessun tentato golpe sulla segreteria in regione, lavoriamo insieme per il futuro del partito. Adunata triveneta degli alpini a Gemona in occasione del cinquantennale del terremoto, domani la diretta Fiume su Tele4 e TV12 a partire dalle 7:15, stasera la vigilia dalle 20:30. Moria di pesci nel laghetto di Villa Revoltella, intervento di forze di forestali ARP, il tutto causato dallo scarso ossigeno causa l'ondata di caldo, salve le tartarughe. Buonasera telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca. È ricoverato nel reparto è ricoverato in condizioni gravi, l'ottantenne triestino rimasto coinvolto nell'incidente stradale di ieri mattina in via Locchi. L'uomo rimane in serio pericolo di vita, ciò a causa dello scontro fra un'autovettura e la moto guidata dall'uomo stesso. A seguito del sinistro, l'uomo ha rimediato un forte trauma cranico oltre alla frattura di un piede. L'ottantenne era stato stabilizzato sul posto e trasferito nell'ospedale di Catinara, dove il quadro clinico si è fatto più grave a seguito di un'emorragia cerebrale, da cui il necessario ricovero nel reparto di rianimazione. L'esatta dinamica dello scontro è al vaglio della polizia locale, ma l'incidente sarebbe avvenuto per una mancata precedenza. Ancora un incidente stavolta a Barcola, coinvolta una persona anziana ricoverata a Catinara, anche se le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Il fatto è accaduto lungo l'attraversamento pedonale di fronte all'Hotel Greif. Incidente questa mattina a Barcola al civico 109 di Viale Miramare. Un pedone, mentre stava attraversando la strada all'altezza dell'Hotel Greif, è stato investito con tutta probabilità da un furgone adibito alla consegna di materiale medico. Le condizioni dell'uomo, 83enne, non sono sembrate gravi, ma stante l'età è stato trasportato con urgenza all'ospedale di Catinara. Sul posto, oltre all'ambulanza, anche 2 pattuglie della polizia locale che hanno avuto il loro bel da fare non solo per i rilievi dell'accaduto, ma anche per gestire il traffico, rallentatosi immediatamente dopo il sinistro, comprensibilmente essendo sabato ed una giornata che ha invitato molti a recarsi al mare. L'attraversamento pedonale lungo il quale si è verificato l'incidente da tempo è attenzionato da parte del comune per procedere ad una sorta di riqualificazione, probabilmente trasformandolo in un attraversamento con isola salvagente, in un'ottica che garantisca maggiore sicurezza in una zona dove un certo tipo di incidente viene a ripetersi spesso. Il corteo antifascista, snodatosi ieri sera fra Riva Traiana e Largo Santos, si è svolto senza particolari momenti di tensione. La polizia ha infatti istituito dei veri e propri cordoni fra via Carducci, via Battisti e il Viale, zone dove si temeva che il tutto potesse degenerare. C'era, neanche tanto infondato, il timore che il corteo contro i vecchi e nuovi fascismi, snodatosi ieri sera lungo un percorso da Riva Traiana fino a Largo Santos, sfociasse nei disordini avvenuti lo scorso 19 maggio. La manifestazione invece non ha fatto registrare tensioni particolari, anche perché la polizia è riuscita a neutralizzare sul nascere il momento di tensione più probabile. Da poco sono trascorse le 21. Il corteo, 300 manifestanti partiti 1 ora e 40 minuti prima, raggiunge Piazza Goldoni per svoltare in via Gallina secondo quanto concordato. Un reparto della mobile è schierato all'incrocio con via Carducci lungo Ponte della Fabra. Lo scopo? Evitare che qualcuno tenti di sganciarsi e raggiungere viale 20 settembre, teatro un mese fa degli scontri fra fascisti ed antifascisti. Procedendo lungo via Reti, il corteo arriva in via Carducci.
Sotto i volti di Chiozza, alcuni estremisti di destra presidiano l'imbocco di Largo Bonifacio. Alcuni indossano casco e passamontagna. Se i manifestanti si fossero avvicinati, sarebbero stati pronti ad intervenire. Ma gli agenti, in tenuta antisommossa, creano un cuscinetto di sicurezza, di fatto dai portici e fino all'incrocio fra via Carducci e via Reti, evitando così le violenze fra le due frange. Alla manifestazione hanno preso parte 42 sigle, fra cui CGIL e USB, ma anche realtà politiche come Adesso Trieste, AVS Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista, molti giovani, molte le bandiere della pace e della Palestina, slogan contro Netanyahu, le forze dell'ordine, il sindaco di piazza, il presidente della regione Fedriga e l'assessore regionale Scoccimarro. Se il dispositivo di polizia durante il corteo antifascista ha evitato gli scontri fra manifestanti e aderenti a Casa Pound, in via Imbriani è andato in scena un pericoloso e inquietante fuoriprogramma con il conducente imbufalito alla guida di un furgone. Ubriaco al volante di un furgoncino bianco ha minacciato di investire una moto della polizia locale e un'auto di servizio dopo essersi trovato via Imbriani chiusa all'altezza dell'incrocio con via Mazzini per il corteo dei gruppi antifascisti. L'uomo, poco dopo le 21 di ieri sera, ha destato grande preoccupazione sia tra le forze dell'ordine che fra i passanti, poiché prima zigzagava lungo la via tentando di evitare i blocchi di polizia approntati per contenere la manifestazione a distanza dal viale, poi ha letteralmente puntato in mezzi di servizio dei vigili con l'autovettura. L'uomo, stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, pare che ce l'avesse in principio con una persona presente sul posto con cui in passato aveva litigato, poi di fronte allo stop alla circolazione e all'impossibilità di raggiungere la sua destinazione in centro città è andato letteralmente in escandescenze. Poliziotti e agenti della locale lo hanno dunque fermato e sottoposto all'alcol test. Resta ancora da capire quali saranno i provvedimenti che scatteranno a suo carico a seguito della denuncia. In giornata sono stati visionati anche i filmati delle videocamere di sorveglianza piazzate in zona per chiarire l'esatta dinamica della sua condotta. E adesso vi facciamo vedere un breve video pubblicato su Trieste Prima che mostra l'inizio, insomma diciamo così, la folle corsa del furgone lungo Corso Italia, che poi percorrerà addirittura in entrambi i sensi, e sono davvero momenti molto concitati e momenti anche drammatici, appunto. Sono scattati ieri sera anche i controlli di sicurezza in zona Movida garantiti dagli steward privati nel centro di Trieste. Prima serata di pattugliamenti serali in zona Movida per gli steward attivati a supporto delle forze dell'ordine per tutti i weekend estivi grazie al finanziamento mirato della regione. 12 quelli impiegati a Trieste nell'area che va da Piazza Venezia a Via Torino sino a toccare Cavana. Nei prossimi fine settimana il dispositivo si estenderà sino al centro storico e Piazza Ponte Rosso. Un servizio garantito dalla Global Investigation Service, la GIS, ditta in appalto già vista in azione con i propri operatori durante le serate della Barcolana. Il servizio si è svolto senza particolari criticità o episodi rilevanti, in un contesto caratterizzato dal consueto afflusso di persone nei locali e negli spazi pubblici del centro. Gli operatori hanno svolto attività di osservazione, prevenzione e dialogo, contribuendo a mantenere un clima sereno e collaborativo senza che si rendessero necessari degli interventi particolari. Dopo l'esordio positivo di venerdì sera, l'attenzione si sposta ora sui prossimi appuntamenti previsti nelle settimane d'estate. Saranno proprio le prossime uscite a permettere una valutazione più ampia dell'efficacia della sperimentazione e del contributo che gli steward potranno offrire alla gestione delle zone maggiormente frequentate della città. Questo pomeriggio una violenta lite è scoppiata al Pedocin fra una coppia di turisti e una bagnante triestina, la quale, secondo le prime testimonianze, aveva spiegato ai due, marito e moglie, l'usanza di separare gli uomini dalle donne all'interno dello stabilimento. Tutte e tre le persone coinvolte si trovavano nella zona destinata ai maschi, poiché la cinquantenne triestina accompagnava un bambino disabile assieme al marito. Indignata, la turista se l'è presa con la tradizione del Pedocin e con la città e stava per venire alle mani con la triestina. I mariti sono intervenuti per dividerle e un'inserviente, anch'essa corsa sul posto, è stata spintonata. La coppia di turisti avrebbe chiesto la restituzione del biglietto. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Gorizia ha reso noto oggi il risultato di un intervento effettuato giorni fa a Grado che ha portato all'arresto di 2 persone per furto e resistenza pubblico ufficiale. Per uno dei 2 vi è pure l'accusa di molestie.
Furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Sono queste le accuse per le quali 2 persone sono state arrestate a grado dai carabinieri al termine di un'operazione resa nota questa mattina. E il 7 giugno molti cittadini e turisti si stanno godendo lo spettacolo delle frecce tricolori. Presso uno stabilimento balneare del litorale gradese si verifica una serie di furti, ma i carabinieri dell'aliquota radiomobile Norm di Monfalcone e della locale stazione riescono ad individuare e fermare gli autori dei ladrocini. Nel corso del controllo i soggetti tentano di sottrarsi all'identificazione ed oppongono resistenza. Durante le operazioni, occultata sotto gli indumenti degli interessati, è stata rinvenuta una delle borse rubate. Un'altra borsa era stata preventivamente messa in sicurezza da un bagnino, il quale, accortosi dei movimenti sospetti dei presunti autori, l'aveva preservata in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'intera refurtiva è stata poi riconsegnata ai legittimi proprietari. Uno dei 2 soggetti, fra l'altro, è stato pure denunciato in stato di libertà per molestie, ritenuto infatti responsabile di comportamenti impropri nei riguardi di una minore. Il rito per direttissima ha convalidato gli arresti dei 2, associati alla casa circondariale di Gorizia dopo le formalità di rito. Allora, a Gemona, come sapete, è in corso la Dunata Triveneta degli Alpini, che assume un significato particolare quest'anno perché ricorrono i 50 anni dal terremoto del Friuli. Tele4 seguirà già questa sera, collegandosi in diretta alle 20:30, le fasi finali di questa seconda giornata, e domani dalle 7:15 del mattino la sfilata. Adesso vi proponiamo, grazie alla nostra redazione di Udine, le immagini e le voci di questa seconda giornata. La festa comincia subito in musica nel sabato alpino della Triveneta di Gemona. D'altronde, musica e canti avevano scandito la serata del venerdì di apertura con un Sebastiano Favero davvero inedito. Viva gli Alpini! Dai canti all'ufficialità per il numero 1 nazionale delle penne nere, perché nel sabato alpino la festa si intreccia con l'omaggio della memoria. Oggi si comincia come prevediamo e come prevede il nostro cerimoniale, con l'alzabandiera, con l'onore ai caduti, e questo è il momento importante del ricordo della memoria. Dalle cerimonie a ricordo per le strade di Gemona, tra gli abbracci di chi si ritrova, il pensiero al 1976, all'Orcolat, il terremoto che vede gli alpini come sempre in prima linea per aiutare. Tirare sempre fuori gente o morta o anche ferita non era bello, però diciamo che l'età, sei giovane, sei spensierato, sei tutte quelle cose lì. E dopo le scosse erano 20-30 al giorno, era una roba, e dover lavorare sotto le macerie, nelle cantine, perché dopo qualcuno ci chiedeva anche di andare a tirare fuori o qualche bestia, qualche mucca che era nella stalla, non era semplice. È memoria anche uno dei simboli alpini, il mulo. Assenti a Genova per problemi burocratici, eccoli i 6 animali delle salmerie di Vittorio Veneto, un simbolo da mantenere, e per questo le penne nere hanno bisogno di tutti. Ne approfitto per lanciare un messaggio, perché se c'è qualcuno che ha piacere, che ha desiderio venire a darci una mano, noi siamo sempre pronti ad accogliere, perché ci servono persone, perché servono persone per accudirli, servono persone per accompagnarli, serve persone per sistemare le recinzioni, serve proprio tanto personale per questa attività qua. Appello anche ai giovani perché continuino a frequentare i campi scuola alpini. I giovani, secondo me, dovrebbero avvicinarsi anche a queste iniziative, che sono iniziative positive, iniziative che portano poi ad avere dei valori, ad avere degli obiettivi. Niente, l'invito è: venite con noi. Oh, valore alpin,
difendi sempre la frontiera e là sul confine c'è sempre alta la bandiera. E nel paese in festa capita anche che una giovane coppia di Gemona scelga di sposarsi proprio durante la Dunata. Ha deciso di sposarsi il giorno in cui ci sono qua gli alpini, perché? Sì, per la festa, per festeggiare insieme a voi. Non è stato tanto comodo da parte anche del sindaco, no, perché oggi ci sono vari impegni, però questa era una bella data, abbiamo deciso. Quindi proprio avete deciso puntualmente in mezzo agli alpini. Ma poi cosa fate? Li invitate tutti a nozze questi qua? Non ce n'è abbastanza a casa per tutti. Evviva gli sposi! Evviva! Sandra Savino resta la guida regionale di Forza Italia. L'assemblea, che ha sancito la trasformazione definitiva in partito della creatura di Silvio Berlusconi, l'ha eletta segretario regionale. Per acclamazione Sandra Savino resta alla guida di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia. L'assemblea, che di fatto sancisce la definitiva trasformazione in partito della creatura di Silvio Berlusconi, l'attuale sottosegretario all'economia era arrivata da candidata unica, perché Luca Della Schiava, Piero Mauro Zanin e Isabella De Monte, che nei giorni scorsi si erano fatti portavoce di una richiesta di rinnovamento, non si sono neppure presentati alle assise convocate al ristorante La Dimoret, dove il sindaco di Gorizia Ziberna, indicato come possibile candidato unitario, dal canto suo aveva espresso il proprio endorsement proprio alla Savino. Se ci fossero state voci contrarie, ci sarebbe dovuta essere una manifestazione all'interno del dibattito congressuale, ma francamente io non ho né visto né sentito alcuna contrarietà. Riaffermatasi in sella, Savino, da ieri dunque segretario regionale secondo la nuova nomenclatura, dovrà affrontare una serie di questioni. La prima, la leadership nazionale del partito, ancora nelle mani di Antonio Tajani, dopo che mesi fa Marina Berlusconi aveva manifestato una certa insoddisfazione. Marina Berlusconi stessa aveva smentito, un atto di sfiducia o un pensiero che poteva riguardare la segreteria nazionale del partito. Quindi credo che poi queste voci in qualche modo si siano acquietate, perché ci sono state più smentite da parte proprio di Marina Berlusconi. Quindi il caso Vannacci. Secondo Savino ci sarebbe un modo per difendersi qualora Futuro Nazionale iniziasse a pescar voti anche nel mare azzurro del centrodestra. Se ci sarà qualcuno di Forza Italia che intende seguire in qualche modo Vannacci, sì, sicuramente non è, per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia, non è mio compito incatenarli al partito. Bisogna essere, secondo me, anche per recuperare le persone che non vanno più al voto, essere molto onesti. Innanzitutto raccontare quello che si può fare e quello che non si può fare. Quindi credo che per quanto riguarda Forza Italia noi abbiamo sempre percorso una strada della fattibilità delle nostre idee e credo che possa essere la strada utile anche per fare in modo che persone che magari non hanno più fiducia nella politica possano ritornare. Ci fermiamo per la pubblicità. Quando rientriamo abbiamo ancora parecchi servizi da farvi vedere, a cominciare da quello sulla moria di pesci nel laghetto di Villa Revoltella. Rientriamo in studio. Moria di pesci nel laghetto di Villa Revoltella causa la scarsa ossigenazione della vasca causata dal caldo. L'intervento degli specialisti dell'ARPA FVG ha consentito di salvare comunque molti animali in difficoltà. Sono stati alcuni aficionados di Villa Revoltella a lanciare l'allarme questa mattina dopo aver notato diversi pesci a pancia in su nel laghetto davanti alla cappella. La chiamata alla polizia locale ha fatto scattare l'intervento prima della forestale e poi della squadra dell'ARPA regionale di Trieste, che vanta anche uno specialista di acque interne. Sul posto anche l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, mentre gli specialisti entravano in azione. Dopo aver prelevato 4 carpe ed altri pesci rossi più piccoli
piccoli ormai morti, si è riusciti invece a salvare 4 grandi carpe giapponesi che stavano boccheggiando in modo evidente. La causa della moria infatti era collegata alla scarsa ossigenazione dell'acqua. I tecnici, ha riferito l'assessore, hanno registrato livelli di ossigenazione dello stagno al di sotto del 30%. La rapida riattivazione della fontana del laghetto ha permesso di aumentare la presenza di ossigeno in attesa dell'arrivo di un'autopompa che ha risolto in modo definitivo la situazione. Salve invece tutte le tartarughe presenti. Adesso le ultime novità per quanto riguarda la pallacanestro Trieste. Sapete che mancano pochi giorni per capire veramente quello che sarà il futuro della squadra. Trieste, Brescia, Roma. L'asse a 3 per la salvezza della pallacanestro Trieste rimane questo a 6 giorni dalla scadenza dell'iscrizione al campionato di A1. In sintesi, se il trasferimento del titolo sportivo della Germani nella capitale andasse in porto, allora la squadra biancorossa avrebbe la possibilità di conservare la categoria. In caso contrario si vivrebbe l'azzeramento della formazione di vertice e forse una ripartenza dalla terza o quarta serie. Il fatto che Paul Matjasic stia ancora trattando con il presidente bresciano Mauro Ferrari è certificato non solo dalle informazioni che arrivano dalla FIBA, che attendeva l'iscrizione in Coppa alternativamente da Brescia o da Roma, ma dalla stessa decisione presa proprio sul fronte Basketball Champions League. L'iscrizione è stata presentata sia da Trieste che dalla formazione bresciana, quest'ultima mai partecipe all'appuntamento continentale per scelta negli ultimi anni. Dietro a questa mossa una precisa strategia dell'avvocato di San Francisco: mantenere aperta la possibilità di partecipazione alla Coppa con Roma, sia che il titolo che verrà utilizzato sarà quello rilevato dalla Lombardia o spostato dalla città della Bora. In caso l'operazione Brescia andasse a buon fine, si aprirebbe dunque la strada della vendita della società biancorossa. Da quanto filtra però, l'offerta che ha più chance non è quella presentata dall'ex patron dell'era Alma Gianluca Mauro, che pare non sia stata presa in considerazione, ma quella di un altro gruppo, anche qui non italiano ma straniero, pronto a rilevare il club. Se son rose, fioriranno. Sono stati premiati stamani gli studenti delle classi elementari che hanno partecipato al contest creativo indetto dalla Pallanuoto Trieste battezzato Onda che unisce, la mia idea di squadra. Cerimonia di premiazione alla piscina di San Giovanni della prima edizione del contest creativo #Onda che unisce, la mia idea di squadra, iniziativa promossa dalla Pallanuoto Trieste per avvicinare i più giovani ai valori dello sport, della collaborazione e della condivisione. L'evento ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso formativo che ha coinvolto complessivamente quasi 600 alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie del territorio, protagonisti nel corso dell'anno di incontri con gli atleti e le atlete delle squadre di A1 maschile e femminile della Pallanuoto Trieste. Il progetto ha interessato gli istituti De Amicis e Zamola di Muggia, Loreti di Aquilinea, Collegio di Messe, Morpurgo, Duca d'Aosta di Trieste, ai quali si sono aggiunte successivamente le scuole Pittoni e Gaspardis di Trieste. Nel corso della mattinata sono stati presentati 73 elaborati realizzati dagli studenti delle elementari che hanno dato la loro personale visione della disciplina della pallanuoto. Sono stati individuati 3 lavori ai quali sono stati assegnati i riconoscimenti. Quello più originale, realizzato dalla quinta A della scuola Duca d'Aosta, il premio atleti e atlete della Pallanuoto Trieste, è andato a 3 alunne del collegio di Messe, mentre il premio per il più colorato è stato vinto dalla classe quarta C della scuola De Amicis. Oggi siamo un po' all'epilogo di quello che è stato questo lancio dell'Onda che unisce nella nostra piscina di San Giovanni. Siamo qui proprio presenti per le premiazioni. E come è nata questa cosa? Volevamo portare la pallanuoto proprio nelle scuole e far capire tutti i valori che possono trasmettere la pallanuoto, quali lo spirito di squadra, il sacrificio, il lavoro di squadra. Il riscontro è stato positivissimo, siamo partiti benissimo a ottobre-novembre con tante scuole e poi a marzo-aprile abbiamo concluso con altre scuole. Siamo riusciti a portare più di 600-700 alunni anche in piscina a vedere le nostre orchette, i nostri ragazzi della maschile, e quindi come progetto pilota siamo molto soddisfatti. La prima di Electra, opera di Richard Strauss, affidata a Marco Filiberti per chiudere la stagione 2025-2026 del Teatro Lirico Giuseppe Verdi, la stagione lirica, è stata molto apprezzata dal pubblico triestino, uno spettacolo stilisticamente affascinante.
Electra è un'opera in un atto di Richard Strauss su libretto di Hugo von Hofmannsthal, che lo derivò dalla sua tragedia Electra, la quale si rifà all'omonima tragedia di Sofocle. Insieme a Salomè rientra nel primo periodo del teatro musicale di Strauss, caratterizzato in chiave espressionista. L'orchestra estremamente nutrita tiene i fili di un discorso musicale caratterizzato da aspre dissonanze e sonorità parossistiche, spesso travolgendo le voci a cui è affidato un canto prevalentemente declamatorio. Il Teatro Verdi, a chiusura della stagione lirica, ha affidato il proprio nuovo allestimento a Marco Filiberti, regista forse poco noto ai più, ma che nella propria produzione, prosa, lirica e cinema, ha sempre inteso mettere in scena un gusto estetico raffinato e personale, che di fatto ne risulta cifra stilistica. E il pubblico del Verdi ieri alla prima ha dimostrato di aver gradito una messa in scena intervenuta energicamente anche sulla struttura stessa della sala. Sul palcoscenico un gruppo di artisti di rara precisione, citiamo solo Okka von der Damerau, Sania Anastasia, Elena Batukova-Kerl, Diana Lamar e Simone Schneider. Sul podio Enrico Calesso, coro affidato a Paolo Longo, coreografia di Emanuele Barruffato, costumi di Daniele Gelsi, scene di Benito Leonori, luci di Alessandro Carletti, video di Mario Spinaci. Repliche fino a domenica 28 giugno. È tutto per questa sera, io vi ricordo l'appuntamento delle 20:30 in diretta da Gemona per, diciamo così, per seguire le ore finali della seconda giornata del raduno triveneto degli alpini. Domani, sempre in diretta da Gemona alle 7:15, appuntamento per la sfilata conclusiva e per tutto ciò che è collaterale a questo importante avvenimento. Ancora una volta in diretta su Tele4. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento di serata e arrivederci.